Intanto vi ringrazio della presenza, ringrazio naturalmente il nostro ospite Giacomo Gabellini, per cui chiedo un applauso, che è l'autore del libro che possiamo presentare oggi. Io sono Vito Covincini, per chi non mi conosce, presidente dell'Associazione Popolo Veneto di Verona. Ringrazio anche Palmarino Zoccatelli, che è il presidente dell'Associazione Veneto Russia, presente, e tutti gli amici, l'amico Savegnini del Vaso di Pandora, che è presente, grazie. E tutti naturalmente coloro che ad assistere a questa presentazione. Oggi siamo qua a presentare un libro, come avete visto, sapete, di grande attualità. Non pensavo di così grande attualità, ma insomma, perché qualche mese che cerchiamo di presentarlo. Giacomo è stato invitato in numerosi luoghi a presentare già il suo libro, quindi insomma l'agenda era molto lunga, abbiamo avuto di mezzo le elezioni regionali, infatti oggi avremo anche questa, speriamo il prima possibile, sorpresa di avere qua presente il consigliere regionale Davide Lovat, che è appunto bloccato un po' nel traffico. Però ripeto, di grande attualità, perché insomma in queste settimane abbiamo visto quello che è successo in Iran, che è fortemente legato alla questione di Israele, quello che sta succedendo in queste ore, dove addirittura si parla appunto di un nuovo conflitto tra Iran e Israele. Ma naturalmente, come Popolo Veneto, essendo un'associazione che attenta agli aspetti storico-culturali e anche valoriali e religiosi, siamo molto contenti di poter presentare questo libro, perché ci interessa anche che le persone sappiano delle questioni più, magari, tra virgolette, nascoste, interne, particolari dello Stato di Israele, più in generale di quella che per noi è la Terra Santa, rispetto a tutto quello che sta succedendo. Spesso i media appunto cadono nella media, diciamo, di regime, non quelli liberi, come gli amici del Vaso di Pandora, ad esempio. Per fortuna c'è anche qualcuno che canta, diciamo, fuori dal coro, ma i media del sistema naturalmente danno una sfaccettatura solo di apparenza, solo simbolica, o solo strumentalizzata di quella che è la realtà dei fatti, no? Lo sappiamo bene su quello che abbiamo visto a Gaza, dove ancora adesso, appena si prova a parlare del tema, partono subito con il 7 ottobre, con quello che è successo il 7 ottobre e quanto è una vergogna il 7 ottobre, tutte queste cose, chiaramente per giustificare qualunque situazione, qualunque crimine, qualunque aberrazione che purtroppo invece abbiamo visto e continuiamo a vedere fino ad oggi. Naturalmente di grande attualità, anche perché c'è nel frattempo, da quando è iniziato il conflitto di Gaza, è cambiato anche il presidente americano, e c'è stato questo, diciamo, lavoro che sta facendo, magari a volte in maniera un po', non voglio essere offensivo, pagliaccesca, però di cercare di intervenire per risolvere la cosa. Però insomma la situazione è sicuramente, ripeto, di grande attualità, di grande interesse, perché ripeto, per noi non è semplicemente un paese qua vicino nel Mediterraneo, ma per noi come cristiani che ci rifacciamo naturalmente a San Marco è la Terra Santa, e quindi sappiamo come ci sono anche molti fratelli cristiani che soffrono quella situazione, non solo di Gaza ma anche della Cisgiordania, di Betlemme e quant'altro. Il sindaco di Betlemme, che è un cristiano, è stato recentemente tra l'altro anche a Verona in Italia a portare la sua testimonianza di quello che purtroppo stanno vivendo da decenni, non da pochi giorni, e quindi insomma ci faceva piacere presentare un libro che poi spiegherà bene l'autore, va nei dettagli di tutti questi aspetti qua. Ecco, quindi naturalmente, per chi non lo conosce, Giacomo Gabellini è un esperto di geopolitica, un esperto di questioni di politica internazionale, lo potete trovare naturalmente anche su tanti canali social, YouTube e quant'altro, dove potete sentire altre importanti sue esperienze, opinioni e spiegazioni di determinate situazioni, e quindi insomma oggi però avremo questa occasione importante di ascoltare la spiegazione e presentazione del suo libro, e poi naturalmente l'invito come sempre a acquistare i libri, perché è il modo poi per
ovviamente sostenere, ma anche leggere e conoscere approfonditamente le tematiche. Volevo chiedere un attimo se, già che è presente Palmarino Zoccatelli come Presidente dell'Associazione Veneto Russia, che insomma è attenta a questi temi, anche Palmarino da tempo, se ovviamente vuoi portare un saluto un attimo. Grazie. Prima. Non so come al solito. Prova perché qua sì, questo sembra funzionare. Grazie Vito, sì, porto volentieri i saluti dell'Associazione Veneto Russia, che ho qui a Verona, sede a Verona, e che con Vito collaboriamo sempre su tutte le iniziative, su molte iniziative. Ecco, direi che questa occasione di oggi sono quelle occasioni preziose per conoscere, diciamo direttamente, usiamo questa parola che secondo me è giusta, la verità anche su quello che accade nel mondo, no? Perché usare il termine la verità io lo uso spesso, perché spesso noi siamo stati abituati che ci descrivono i media di regime, ci descrivono la situazione, so, in Ucraina, la Russia cattiva che ha invaso, sul Medio Oriente, Israele che ha subito il 7 ottobre. Ecco, sappiamo che la verità è diversa, la verità dobbiamo cercarla e la troviamo sicuramente in queste occasioni da persone che conoscono i fatti, che hanno studiato e conoscono le situazioni geopolitiche. Quindi ecco, per me diciamo, è anche interesse mio personale proprio essere venuto, perché Giacomo tutti lo seguiamo più o meno sui social, quando fa le sue analisi, li postiamo sui nostri gruppi addirittura per darne diffusione. Ecco, però diciamo, oggi parlerà sicuramente di un'area geopolitica che forse conosciamo poco, oppure conosciamo perché sì, la Terra Santa e tutto, però questa situazione di Israele di oggi che cerca di allargarsi a danno di tutte le popolazioni che vivono lì da sempre, ecco, questa è una cosa che dobbiamo anche cominciare a dire, cioè che non possiamo accettare questa situazione di questo genocidio verso il popolo palestinese, ecco, come ci fu il tentativo di genocidio nel Donbass verso le popolazioni russofone. Ecco, quindi grazie per essere venute e siamo tutti curiosi di sentire questo tuo intervento, la presentazione del libro su questa situazione che è di attualità sicuramente. Grazie e grazie anche a Vito. Grazie. Siamo più curiosi di vedere se il microfono funziona. Scusate, abbiamo qualche problema tecnico. 1, 2, 3 prova. Sì, ma I colpi. Vuoi provare a fare senza? proviamo senza, mi sentite? Sì. Io ho scritto questo libro perché ho sempre pensato che normalmente, ed anche comprensibilmente, quando si pensa a Israele si pensa ai conflitti in cui Israele rimane coinvolto, che sono conflitti asimmetrici, perché Israele è il paese armato fino ai denti ancora prima che nascesse, nasce nel 48, ma diciamo la diaspora ebraica aveva contribuito ampiamente a rifornirlo di armi, e uno dei primi peraltro a riconoscere Israele è stato Stalin, primo in assoluto. Un errore di calcolo di non poco conto, perché lui si pensava, siccome gran parte di questi ebrei che si erano trasferiti, in parte comunque considerevole degli ebrei che si erano trasferiti in Terra Santa, venivano dallo spazio sovietico ed erano socialisti, questa affinità ideologica si sarebbe tradotta in alleanza geopolitica. Così non è stato, perché Israele immediatamente si è schierato con il campo statunitense, e dagli Stati Uniti Israele ha ricevuto un calcolo, c'è stato dal Council of Foreign Relations statunitense, ha calcolato che dal 1948 al 2024 Israele aveva ricevuto, sotto forma di donazioni, vendite preferenziali di armi, 311 miliardi di dollari di armi da parte degli Stati Uniti. Ma quando dico armi dico tutto, realmente tutto. Per esempio, se noi pensiamo a un F-35, l'F-35 ce l'ha in dotazione anche l'Italia, ma ha la doppia chiave. Cioè, se gli Stati Uniti non vogliono, tu non riesci neanche a metterlo in moto. Quindi, quando ci dicono che Trump, per esempio, ha messo fine al conflitto di 13 giorni per fermare Israele, dobbiamo ricordarci che quegli F-35 non partivano neanche, se non fosse stato per l'assenso statunitense. Quindi già volevo sgomberare un po' questo campo. Ma il problema è che comunque Israele nasce come paese costantemente con il fucile in spalla.
E quindi la guerra per questo paese diventa anche un elemento di compattamento interno, una necessità fondamentale. Perché? Perché il paese nasce come, diciamo, luogo, come per l'appunto focolare ebraico, come diceva Lord Balfour a Lord Rothschild nella famosa dichiarazione, focolare ebraico, e quindi un luogo in cui qualsiasi ebreo del mondo si sarebbe potuto sentire al sicuro. Ma gli ebrei in tutto il mondo sono relativamente molti e provengono da molte aree, quindi un ebreo che arriva in Palestina dall'Unione Sovietica non ha lo stesso retroterra culturale di un ebreo che arriva dagli Stati Uniti o dalla Francia o dalla Bulgaria o dal Medio Oriente, perché ci sono gli Ashkenaziti, che sono quelli che arrivano dall'Europa orientale, ci sono i Sefarditi, per esempio. E quindi qual è il minimo comune denominatore per queste popolazioni, che spesso non parlano nemmeno la stessa lingua? È la religione ebraica. È significativo che i padri della patria, il sionismo, nasce come progetto eminentemente laico, anzi quasi anti-ebraico, nel senso che David Ben Gurion era dichiaratamente ateo, e lo erano molti dei laburisti padri fondatori di Israele, però tutti avevano capito che la valorizzazione della cultura e della religione ebraica era un collante da valorizzare per tenere insieme queste popolazioni, queste persone che avevano, come dicevo, avevano esperienze di vita diverse, culture diverse, lingue diverse. E quindi cosa fanno? Elaborano un rapporto di stretta collaborazione col rabbinato. Un rabbinato che inizialmente vede con molta diffidenza il sionismo, un po' perché, come dicevo, il sionismo è laico, quasi ateo nelle sue origini. Pensiamo il padre fondatore del sionismo, Theodor Herzl. Lui sosteneva che la necessità di dare una patria agli ebrei non doveva per forza coincidere con la Palestina. Questa patria poteva essere trovata altrove, in Uganda, che poi non è l'Uganda, è un'altra zona dell'Africa, in Madagascar, in Argentina. Furono sondate diverse possibilità. Poi però prevalse quell'ala più religiosa che faceva capo agli ebrei russi, il Consiglio sionista mondiale, la componente russa, che disse no, bisogna ricongiungersi con la nostra terra d'origine, e quindi la Palestina. Benissimo. Il problema è che il rabbinato considera questa un'eresia. Perché? Perché l'uomo, nel Talmud soprattutto, si è scritto chiaramente che non deve sostituirsi a Dio, e quindi sarà Dio a stabilire come e quando il popolo ebraico potrà ricongiungersi con la terra sacra. Forzare con l'intervento politico questo movimento, accelerarlo, significa salire oltre il muro, è un termine che utilizzano loro, era visto come per l'appunto un'eresia. Questo era il rabbinato ortodosso, quello più ligio all'interpretazione prevalente. Se non che, proprio per rendere l'ebraismo compatibile con il progetto sionista, si affermano un paio di figure, che sono il rabbino Koch e suo figlio, Abraham Koch e suo figlio, che elaborano una visione che rende il sionismo non soltanto compatibile con l'ebraismo, ma in questa visione i sionisti sono, per così dire, gli attori inconsapevoli della provvidenza divina. Possono dichiararsi laici, possono perfino dichiararsi atei, ma loro non sanno, e questa è un'interpretazione molto cabalistica, del fatto che loro sono agenti inconsapevoli di Dio. E quindi noi dobbiamo supportare questa opera di colonizzazione politica, perché questo rabbinato riguarda proprio alla conquista della Terra Santa, nel senso di una colonizzazione esclusivamente ebraica di questa terra, perché l'avvento del Messia si sarebbe potuto verificare soltanto quando la diaspora ebraica si sarebbe ricongiunta con la propria terra d'origine. Sono posizioni molto minoritarie inizialmente, negli anni 50-60, se non che quando per l'appunto l'egemonia del partito laburista è totale all'interno di Israele. A partire dagli anni 70, sulla scia del conflitto dello Yom Kippur, 1973, che vede Israele sul punto di soccombere, questa egemonia dei laburisti comincia a inclinarsi, e anche sulla scia di una serie di migrazioni di ebraiche in Israele che provengono da altre parti del mondo, perché
perché come dicevo il nocciolo duro iniziale era composto da ebrei dall'Unione Sovietica e quindi avevano un'impostazione molto socialista. Ma quando cominciano ad arrivare ebrei dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, questi non sono socialisti. Questi hanno un'idea della società molto diversa e quindi vanno ad appoggiarsi a un partito che si chiama Likud, che è un partito che sostanzialmente si ispira alle idee di un personaggio che si chiama Jabotinsky, sionismo revisionista. Chi era il segretario particolare di Vladimir Jabotinsky? Un uomo che si chiamava Ben-Zion Netanyahu, padre di Benjamin Netanyahu. Ben-Zion Netanyahu è un ebreo israeliano che ha lavorato tutta la vita negli Stati Uniti, ha scritto un'antologia ebraica in 12 volumi, un lavoro enorme, ed è a lui che si deve in buona parte l'affermazione della cosiddetta Israel Lobby, cioè la capacità di Israele di costruire una testa di ponte negli Stati Uniti saldamente e quindi di raccordarsi alle comunità ebraiche statunitense, circa 6 milioni di persone collocate in posizioni verticistiche nel mondo dello spettacolo, pensiamo Hollywood, nel mondo della finanza, inutile che lo dica, e tutto questo naturalmente si traduce in influenza politica, o meglio, in una capacità crescente di manipolare la politica estera degli Stati Uniti. Dirò di più. Manipolarla a tal punto da trasformare Israele per gli Stati Uniti non in una questione di politica estera, ma in una questione di politica interna. Non c'è ormai al giorno d'oggi politico negli Stati Uniti che possa ambire a una carriera luminosa se prende posizione apertamente contro Israele. Questo è un dato di fatto da molto tempo. Ci sono addirittura degli organismi, sappiamo l'AIPAC famoso, ma ce n'è una, l'Anti-Defamation League, che ogni anno pubblica una pagella dai voti a tutti i singoli congressisti sulla base della loro adesione al sacro dogma di difendere Israele. Se Israele per voi si sta difendendo, non lo so, questo è, diciamo, lascio a voi stabilirlo, insomma. Però è un dato di fatto. Quindi si crea per un verso una sponda statunitense, per l'altro cominciano a registrarsi all'interno di Israele dei cambiamenti di natura demografica e anche politica, perché il baricentro della società comincia a spostarsi sempre più verso questo partito che è il Likud, partito conservatore, destra liberale, ma che ha in chiave meramente elettorale si lega a questo rabbinato revisionista, si lega a questo rabbinato che crede che la realizzazione del progetto sionista possa dirsi ultimata soltanto quando Israele avrà recuperato la sua dimensione originaria, che poi non si capisce bene qual è, perché Israele non si è mai dato dei confini geografici precisi. Israele non ha una Costituzione, ha soltanto delle leggi fondamentali, ma in queste leggi fondamentali non è stabilita proprio l'estensione geografica del paese, quali sono i suoi confini. Questo lascia spazio a molte interpretazioni. Per esempio Israele nella sua configurazione attuale, cioè quello in cui c'è un paese che si estende sostanzialmente dal fiume Giordano al mar Mediterraneo, ad eccezione della striscia di Gaza e della Cisgiordania. Oppure Israele è l'intero spazio che va dal fiume Giordano al mar Mediterraneo, compresa la striscia di Gaza e la Cisgiordania. Oppure ancora, non è che per caso Israele è la grande Israele, cioè quello spazio che va dall'Eufrate, scusate, al Nilo, perché c'è qualcuno che dice anche questo. Se voi guardate l'attuale ministro delle finanze israeliano, Bezalel Smotrich, che è un sionista religioso, un partito che si chiama sionismo religioso, lui spesso, quando fa le sue conferenze, le faceva ancora prima di diventare ministro delle finanze, ma poi anche quando aveva assunto l'incarico, parla da un palco in cui spesso, o dietro o davanti di lui, c'è questa mappa che raffigura la grande Israele. Quindi Israele dal Nilo all'Eufrate. Ma Israele dal Nilo all'Eufrate significa prendersi pezzi di Siria, pezzi di Arabia Saudita, pezzi di Iraq, pezzi addirittura di Turchia, tutto il Libano. Insomma, progetto un po' ambizioso, mi verrebbe da dire, quantomeno. E quindi questa visione cosa determina? Che Israele dà luogo sicuro per gli ebrei, quindi da mezzo per garantire la salvaguardia del popolo ebraico. Ricordiamo, il sionismo nasce sul finire dell'Ottocento, quando nello spazio russo, nell'impero russo e un po' in Europa c'erano fenomeni di antisemitismo molto diffusi, pogrom per esempio, il caso Dreyfus in Francia. Quindi
Dall'idea di creare un luogo sicuro per gli ebrei si passa, e quindi di usare uno Stato, la statualità di Israele come mezzo. Israele si trasforma in quest'ottica, secondo queste interpretazioni, in un fine. Cioè l'obiettivo è creare la grande Israele. Se l'obiettivo è creare la grande Israele, qui significa che questa dimensione religiosa e scatologica prende il sopravvento. E noi vediamo che ci sono... Proviamo, vediamo se... Va meglio così oppure... Sì, dai, Vabbè. che Se si innesta strutturalmente questo tipo di impostazione, in base alla quale va ricreato un grande Israele per questioni religiose, il discorso cambia completamente, perché in quest'ottica la politica si trasforma in un mezzo. Bisogna quindi agire in maniera tale da piegare la resistenza di tutti coloro che si frappongono alla realizzazione di questo sistema. E poi c'è un problema: la diaspora ebraica, quella negli Stati Uniti, la Israel Lobby, molti di noi pensano giustamente che faccia capo alla comunità ebraica statunitense. Questo è stato vero per molto tempo. Però la comunità ebraica statunitense non condivide questo tipo di ragionamento. Questi sono come i primi sionisti, sono spesso liberal, sono laici. Non sono ricettivi al messaggio per cui Israele deve estendersi dall'Eufrate al Nilo. Assolutamente. Non sono favorevoli a dare il proprio appoggio a un processo di trasformazione che dovrebbe portare, per esempio, a una proprio riconfigurazione dell'assetto istituzionale di Israele. Voi avrete visto che prima del 7 ottobre, ogni sabato, gran parte della popolazione israeliana si riversava nelle piazze per protestare contro cosa? Contro una riforma della giustizia che mirava sostanzialmente a minare la indipendenza della Corte Suprema. Israele è un paese a Parlamento monocamerale. In un sistema del genere, che ci sia una Corte Suprema indipendente è un bilanciamento abbastanza necessario. Se l'esecutivo si arroga il diritto di temperare le prerogative di questa istituzione per metterci sopra il proprio cappello, si viene a creare un'alterazione dei poteri che trasforma Israele in una società non democratica. O meglio, Israele è una società, secondo me, etnocratica, lo è sempre stato, perché di fatto, benché ci siano gli arabo-israeliani che ormai sono circa 3 milioni e mezzo, però questi arabo-israeliani sono collocati in margine della società. Si sono riusciti a organizzare in un partito che è riuscito a entrare in Parlamento soltanto non molto tempo fa, intorno al 2017, e fanno dei lavori i più umili, lo sappiamo. Peraltro Israele nel 2018 approva una legge che dice che Israele è lo Stato degli ebrei. Ma se Israele è lo Stato degli ebrei, gli arabo-israeliani cosa sono? Non hanno titolarità sul posto in cui vivono. Paradossalmente ha più titolarità, secondo questa legge, ad accampare rivendicazioni su Israele un ebreo che vive fuori da Israele, che infatti può ottenere la cittadinanza, basta che la richieda, dimostrando di avere la mamma ebrea, che è la linea matrilineare, la trasmissione dell'ebraicità, insomma. Quindi può un francese, un ebreo statunitense può rivendicare un posto a tavola più di un arabo israeliano che lì è nato. Insomma, questo è un problema enorme, naturalmente. Quindi Israele comincia a spostarsi, comincia a trasformarsi. E negli Stati Uniti questi ebrei liberal non gradiscono questo tipo di spostamento, soprattutto dopo il 7 ottobre. Il fatto che Israele si sia scatenato con tanta violenza mostruosa sul popolo palestinese, questo ha creato un senso di repulsione e anche dei problemi di convivenza con le altre etnie per gli ebrei che vivono altrove. E quindi questo ha incrinato un po' quel legame di solidarietà a prioristica che c'era tra le comunità ebraiche che vivono un po' in giro per il mondo e Israele. Negli Stati Uniti questo ha comportato lo spostamento del baricentro della Israel Lobby dalle comunità ebraiche ai gruppi cristiani sionisti. Cioè i migliori alleati di Netanyahu al momento negli Stati Uniti non sono le comunità ebraiche, sono questi evangelici che per ragioni eminentemente escatologiche, cioè praticamente sostengono qualsiasi politica di colonizzazione della Palestina. Perché? Perché nella loro visione il secondo avvento di Cristo, la condizione
necessaria perché il secondo avvento di Cristo possa verificarsi, e a quel punto arriverà la fine dei giorni e tutti gli ebrei si convertiranno al cristianesimo, richiede prima di tutto che la diaspora si sia ricongiunta con la terra promessa. Quindi la Palestina deve tornare ad essere la patria di tutti gli ebrei. Declinato politicamente, questo cosa comporta? Comporta che tu devi cacciare tutti i palestinesi, in un modo o nell'altro. E siccome questi gruppi sono organizzati politicamente, hanno ottimi finanziatori e hanno avuto storicamente un'influenza dentro il partito repubblicano, soprattutto statunitense, qualsiasi presidente, qualsiasi congressista ha dovuto tenere in considerazione queste pressioni, talmente tanto in considerazione che, come dicevo, gli Stati Uniti non votano mai contro Israele alle Nazioni Unite, utilizzano sempre il loro diritto di veto per difendere Israele, sempre, e concedono a occhi chiuse forniture di armi. Questo è un problema notevole. Il problema allo stesso tempo è che questo tipo di trasformazione della società israeliana di cui parlavo prima non è un fenomeno nuovo. Io voglio ricordare che nel 2015 il Presidente della Repubblica israeliana, in Israele il Presidente della Repubblica ha un ruolo di mera rappresentanza, nel 2015 era Reuven Rivlin. Reuven Rivlin è un uomo del Likud, lo stesso partito di Benjamin Netanyahu, ma molto diverso da Netanyahu. Nel 2015 pronuncia un discorso dirompente, dice: Israele è ormai diventato una società tribalizzata, una società con compartimenti stagni, divisa in 4 sottogruppi, 4 tribù, che non parlano tra di loro, non comunicano tra di loro, mandano i figli a scuola in scuole ognuna. Il nostro consigliere regionale Davide Lola, un applauso. Purtroppo ci ho messo un'ora e 30 Scusi l'interruzione perché so cosa vuol dire da relatore quando sono in questo momento. No, ma ci mancherebbe. E quindi se questa società si balcanizza in sottogruppi che non parlano tra di loro, che hanno tra di loro anzi relazioni dominate dalla logica del gioco somma zero, per cui tutti vogliono conquistare qualcosa, più spazio di manovra per potere politico a scapito degli altri, leggono giornali dedicati a loro, ignorano le posizioni degli altri. Questa che società è? Dice Reuven Rivlin nel 2015, è una società che ha un futuro davanti a sé molto, molto tenebroso, anche perché poi lui entra ancora più nei dettagli. Lui dice ancora, 2015, i laici, quelli che diciamo possiamo identificare come laici, che poi possono essere di destra o di sinistra, sono ancora la maggioranza del paese. Però questa maggioranza, circa il 40%, è sempre più insidiata dalla crescita delle altre 3 componenti, che sono i sionisti religiosi, personaggi come Bezalel Smotrich, come Itamar Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, su cui poi torneremo, un personaggio molto interessante, che hanno un peso demografico molto relativo, ma riescono a collocarsi nei posti di governo importanti, per esempio il Ministero delle Finanze, Smotrich, il Ministero della Pubblica, cioè dell'Interno sostanzialmente, Ben-Gvir, della sicurezza nazionale, non dell'interno. E poi soprattutto ci sono gli altri 2 gruppi. Chi sono? Sono gli ultraortodossi, le Redim, e gli arabo-israeliani. E questi 2 gruppi sono quelli che hanno delle dinamiche demografiche più performanti rispetto agli altri. Ciascuno intorno al 15-16% della popolazione israeliana nel 2015, dice Rivlin. Ma le proiezioni ci dicono che nel 2050 questi 2 gruppi arriveranno come minimo al 50% della popolazione. Quindi tu hai il 50% della popolazione che è composta per un verso da arabo-israeliani tenuti ai margini della società e giudicati come potenziali quinte colonne dei palestinesi dentro lo Stato israeliano, e per un'altra metà hai gli ultraortodossi che non lavorano, non prestano servizio militare, sono esentati, anzi non sono esentati, sono retribuiti dallo Stato per dedicarsi a tempo pieno allo studio dei testi sacri, in un paese che è sempre in guerra. Insomma, gli ultraortodossi sono esentati dal servizio militare e pagati per dedicarsi allo studio dei testi sacri. Agli arabo-israeliani è proibito il servizio militare.
Quindi tu avrai il 50% della popolazione che non può prestare il servizio militare in Israele. Quindi o questa società cambia, diceva Rivlin nel 2015, e cominciamo a metterci seduti vicino attorno a un tavolo e a recuperare un minimo di spirito collaborativo, o questo paese non ha futuro. 10 anni fa, 11 anni fa. E noi abbiamo visto che anno dopo anno, come dicevo, la legge fondamentale dice che Israele è lo Stato degli ebrei, questi tentativi di riformare la giustizia, il fatto che Israele da diversi anni non riesce a darsi un governo, prima del 2023, non riusciva a darsi un governo stabile, o il susseguirsi di governi deboli, incapaci di rimanere in sella per un tempo sufficiente, proteste di piazza a man bassa. E soprattutto, questo è un fenomeno che si è verificato dopo il 7 ottobre, e lo spostamento della società verso una deriva, mi verrebbe da dire, molto autoritaria, perché in Israele con il mondo esterno hanno un atteggiamento, ma all'interno sono estremamente democratici. Gli ebrei in genere hanno una dialettica interna invidiabile rispetto a tutti gli altri gruppi sociali. Dopo il 7 ottobre 2023, con queste politiche che vengono portate avanti dal governo, noi abbiamo assistito a una migrazione diffusa, cioè la bilancia demografica di Israele, quindi tra chi arriva e chi parte, è diventata negativa strutturalmente. E chi parte chi sono? Sono i quadri di Israele, sono i professori universitari, sono quelli che lavorano nel settore tech, sono quelli su cui si regge l'economia israeliana, che cominciano a cercare posti diversi in cui portare avanti la propria vita. Ho sentito per esempio che Cipro è diventata una meta molto, diciamo, di riferimento molto ambita per gli israeliani. Circa 20.000 si sono stabiliti potenzialmente vita natural durante a Cipro, quindi è un paese che comincia ad avere dei problemi interni, cioè dei problemi interni che si intravedevano già all'atto della fondazione nel 1948, presentano il conto adesso, in un momento in cui il paese è attraversato esposto a crisi con il mondo esterno molto, molto pericolose, perché dalla Siria allo Yemen, alla Cisgiordania, alla Striscia di Gaza, all'Iran, all'Iraq. Cioè, Israele dal 2023 ha attaccato tutto, ovunque, ha preso di mira un paese dietro l'altro. Perché Netanyahu porta avanti questo tipo di linea politica? Questa è una domanda che dovremmo porci, perché per un verso c'è lui che ha bisogno di mantenere lo stato di guerra per salvarsi politicamente e giudiziariamente, perché ricordiamo che Netanyahu ha diversi procedimenti penali su di sé. E quindi per un personaggio che si trova in queste condizioni, lo stato di belligeranza rappresenta una forma di assicurazione. Tanto più si protrae la guerra, quanto più puoi presumere di rimandare la resa dei conti. Poi dovrà anche pagare politicamente per quel che è accaduto il 7 ottobre. Qualcuno pensa che ci siano delle responsabilità dirette e indirette del governo rispetto a quanto accaduto. Quanto accaduto, peraltro, non esiste ancora verità ufficiale da parte di Israele. Il direttore dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interno, ha più volte posto l'accento sulla necessità di condurre un'inchiesta per appurare lacune e responsabilità, ma questo tipo di atteggiamento è stato sistematicamente bloccato dall'attività proprio del governo stesso, che ha richiesto la testa del direttore dello Shin Bet prima e poi ha invocato l'impeachment con successo della giudice che aveva bloccato questo procedimento di rimozione del direttore dello Shin Bet. Di più, Netanyahu è arrivato al punto di sparare a zero, attribuire tutte le responsabilità per quello che è accaduto il 7 ottobre sui servizi di intelligence e sulle forze armate. Guardate che per un paese come Israele, i servizi di intelligence e forze armate sono i pilastri dello Stato, anche perché le forze armate israeliane sono composte da riservisti, quindi sono i cittadini israeliani che nel momento del bisogno prendono le armi. Mettere in discussione le forze armate significa mettere in discussione lo Stato stesso, e in passato tutti i politici israeliani si erano guardati bene dal portare avanti questo tipo di politica, avevano assunto su di sé delle responsabilità anche quando era evidente che erano le forze armate e i servizi di sicurezza ad averci delle responsabilità per determinate lacune, pur di mantenerne la sacralità agli occhi della popolazione.
Quindi è come se su Israele si stesse abbattendo, secondo me, una tempesta perfetta, cioè di crisi regionali, conflittualità con il mondo esterno, che vanno a sollecitare delle linee di faglia a livello interno che, diciamo, si erano cominciate a intravedere molti decenni fa, ma che nel corso degli anni hanno accumulato un livello di tensione altissimo che rischia di scaricarsi. E io per questo parlo di scricchiolio, nel senso che credo che un paese con quelle caratteristiche, con quel tipo di proiezione, perché ricordiamo anche che Israele è una potenza atomica, poi magari torniamo su questo, un paese con quelle caratteristiche, con quel peso specifico, con quella capacità di condizionamento sugli Stati Uniti e sull'Unione Europea, sull'Occidente in generale, che attraverso un periodo del genere in cui ha esposto oggettivamente a rischi esistenziali, presenta una minaccia per sé e per il mondo non soltanto circostante, colossale. Si parla proprio adesso di Trump che sta valutando ancora una volta l'ipotesi di sferrare un attacco all'Iran. Vedremo come andranno le cose, vedremo se ci sarà questo attacco. Però è interessante notare e soprattutto impressionante notare come dal 7 ottobre in poi, 7 ottobre 2023 in poi, sono passati 2 anni, quasi 2 anni e mezzo, ancora tutte le questioni sono aperte e tutti i fronti che Israele ha aperto nel corso del tempo, forse solo la Siria può dirsi concluso, ma io ho dei dubbi anche su quello, visto che sta diventando terreno di influenza della Turchia. Quindi, mentre dà un'immagine di potenza con questi attacchi continui sul Libano, sulla Siria stessa, sull'Iran, però allo stesso tempo non riesce a raccogliere risultati all'altezza delle aspettative. Per me questo 2026-2027 saranno 2 anni particolarmente pericolosi, soprattutto per questo. Dovremmo temere più qualcosa che arrivi da lì, secondo me, che non dal fronte russo-ucraino. Quindi mi fermerei per ora. Ringrazio Giacomo per questa importante esposizione e tanti argomenti veramente molto interessanti che confermano, insomma, quello che avevo accennato, cioè che ci sono tanti aspetti interni a Israele che non si conoscono, che insomma comunemente non se ne parla e che invece è fondamentale conoscere, perché poi hanno anche naturalmente dei risvolti esterni, in particolar modo quello che dicevi, i legami con gli Stati Uniti. Insomma, abbiamo capito quanto è importante la storia anche dell'origine di una parte di questi ebrei dall'Unione Sovietica, insomma le scelte che aveva fatto addirittura Stalin allora, che poi gli sono in qualche modo ritorse contro, sono aspetti molto interessanti. E magari dopo farei qualche approfondimento ulteriore e naturalmente se qualcuno avrà delle domande poi lasceremo spazio anche alle domande. Ringrazio anche che è arrivato, visto, Maurizio Ruggero del Comitato Pasqua Veronesi. Mi ero dimenticato di ringraziare Claudio Beccalossi, giornalista veronese, e a questo punto abbiamo avuto finalmente è riuscito ad arrivare, lo ringrazio, Davide Lovat, che è il nostro, dico nostro perché come Associazione Popolo Veneto abbiamo sostenuto la lista Resistere Veneto con Riccardo Sciunschi candidato presidente, e siamo veramente orgogliosi del risultato che è stato raggiunto e di aver eletto persone combattive, coerenti, determinate, coraggiose e che hanno dei valori, degli ideali molto, molto chiari, come l'amico Davide Lovat, e che mi fa piacere avere qua, non solo naturalmente come consigliere regionale, che so che è già partito ed è molto attivo in regione con molte proposte, ma anche perché è uno storico, una persona che conosce bene le questioni storiche e naturalmente geopolitiche. Quindi oggi il tema naturalmente l'invito non era semplicemente per il classico saluto istituzionale, come di solito vengono invitati i politici in queste occasioni, ma era anche di invitare una persona che è conoscitore, che, ripeto, anche dal punto di vista valoriale sa l'importanza di parlare, lo ripeto per l'ennesima volta, non semplicemente di uno Stato, non semplicemente di Israele o della questione israelo-palestinese, ma di quella che per noi è la Terra Santa, per noi cristiani e per noi naturalmente veneti, che ci rifacciamo in particolar modo a San Marco, e quindi l'importanza per noi non è di dire che quel frangente lì c'è il Medio Oriente, c'è quella tensione, ma è diciamo una terra per noi importantissima, i fratelli appunto cristiani che da
secoli vivono in quella terra, con quelli c'è un legame fondamentale, i luoghi sacri e quant'altro, quindi insomma era un tema, ripeto, importantissimo. Come è importante avere un rappresentante istituzionale di una regione come il Veneto, non me ne vogliono naturalmente le altre regioni, ma insomma anche nel simbolo stesso della bandiera della regione, quindi del Veneto, insomma sappiamo che si rifà alla Repubblica, Serenissima Repubblica di Venezia, che insomma è la nostra patria, ed è naturalmente un simbolo anche dal punto di vista proprio diplomatico, storico, insomma importantissimo per quello che è stato, che ha fatto, e che naturalmente per noi resta l'ambizione di tornare a essere ovviamente padroni a casa nostra, e quindi ripeto, patrioti veneti. Fatta questa premessa, a questo punto lascerei la parola a Davide per naturalmente il suo intervento, e la ringrazio ancora della presenza. Prego. Sono contento di essere tornato qui, dove altre volte Vito mi ha invitato, e torno, ripeto, soprattutto nella veste di amico del popolo di San Marco e nella veste abituale, tradizionale di modestissimo intellettuale veneto. Mi è propizia l'introduzione che ha fatto relativa proprio all'inizio dell'attività in Consiglio regionale, perché siamo ancora vittime di una sorta di sordina mediatica. Ho sentito che c'è anche un giornalista, io stamattina ho mandato un comunicato, martedì prossimo c'è il giorno della memoria, che è quindi in tema anche con quello che in qualche maniera sfioriamo qui, e io, come promesso in campagna elettorale, non farò passare una virgola al signor Luca Zaia sul tema dell'introduzione dell'eutanasia. Io voglio ricordare, dico questa cosa brevemente, poi recupero quella breve introduzione storica inerente al libro per una questione anche proprio di correttezza. Però va detto, se si celebra il giorno della memoria a livello statale, istituzionale, per farne qualcosa di vivo e di utile, non deve essere una sorta di ritualità stanca e ripetitiva di qualcosa del passato. Dobbiamo trarre insegnamento da cosa è accaduto. Nell'occasione della seconda guerra mondiale c'è stata una persecuzione furibonda, non solo a carico del popolo ebraico, che è stato drammaticamente perseguitato, ma anche degli slavi, anche di altre etnie e altre categorie. Perché? Perché già prima della soluzione finale in Germania era stato introdotto il principio in base al quale, secondo dei parametri e un'impostazione ideologica di fondo, si potesse suddividere l'umanità in base alla dignità, gli Übermensch e gli Untermensch, cioè i superuomini e i subumani, e passare dalle specifiche caratteristiche umane alle razze è stato non solo un passaggio breve, ma semplicemente logico e naturale. Voglio ricordare che prima della Endlosung, la soluzione finale, ci fu l'Action T4. Cos'è l'Action T4? L'azione T4, Tiergartenstraße 4, era l'indirizzo dove fu concepito un programma di eutanasia sociale nei confronti di disabili, anziani con l'Alzheimer non autosufficienti, minorati psichici, e poi progressivamente si estese il perimetro a cui veniva applicata l'eutanasia di Stato sempre di più, fino ad arrivare poi a quello che è accaduto dopo. Tra il 49 e il 41 del secolo scorso 320.000 persone furono terminate sulla base del fatto che erano vite indegne di essere vissute, troppa sofferenza, alleviamo la sofferenza e riduciamo il carico sul bilancio dello Stato per dare assistenza a queste persone. Vi suona qualcosa? Le idee circolano e hanno bisogno di gambe su cui camminare. Se 100 anni fa camminavano col passo dell'oca, oggi possono camminare anche con delle persone apparentemente innocue che vanno a bruciare la vecchia tra una sagra e l'altra, e forse per inconsapevolezza
non si rendono conto che stanno servendo una mentalità nichilista, materialista, tecnocratica, che corre il rischio di ripristinare determinate meccaniche, quel che è peggio, nella totale incomprensione di ciò che stanno facendo, e perfino peggio di 90 anni fa. Allora ecco che martedì io depositerò un'interrogazione al Consiglio regionale, spero che la stampa ne dia risalto, perché vedo che tendono a far passare solo il Consiglio regionale dei giovani, le iniziative quasi conviviali che vengono messe in piedi ancora dal Presidente del Consiglio, non più Presidente di Regione, ma siccome qui si vuole andare contro perfino la Corte Costituzionale, che ha fatto una sentenza molto chiara, pur di avere uno strapuntino con un provvedimento amministrativo che dica in regione, se verrà fatta una legge sul fine vita, noi faremo comunque l'erogazione di un servizio di farmaci a chi ne ha bisogno, e poi sventolarlo sui giornali come abbiamo ottenuto la legge sul fine vita, banalizzare una cosa di tale portata culturale, epocale, di quale civiltà vogliamo, a un provvedimento di erogazione di un servizio sanitario, è un insulto all'intelligenza dei cittadini veneti e un oltraggio all'istituzione del Consiglio regionale veneto. Per cui sappiate che è già pronta, oggi ho dato il primo annuncio e martedì il resto. Veniamo alla giornata della memoria, veniamo, scusate, alla presenza ebraica qui da noi. Verona, insieme a Padova e a Venezia, è una delle città che ospita delle comunità ebraiche organizzate nell'ambito dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Questo, con riferimento alla Serenissima fatto poc'anzi da Vito, ci fa ricordare che Venezia nel 1517 istituì il ghetto, come nella città che c'è tutt'oggi, allora fatto come luogo di accoglienza di ebrei che erano in quel momento vittime di persecuzioni in Europa, per esempio espulsi dalla Spagna. Per diverse ragioni che adesso è lungo spiegare, Venezia in quel momento aveva necessità di una presenza ebraica in città, in un momento particolare, sarebbe lungo da spiegare, ma sta di fatto che il rapporto istituzionalizzato con le comunità ebraiche per noi veneti è più antico ancora di quello che poi si è sviluppato dopo l'emancipazione seguita alle rivoluzioni di fine Settecento. Sapete che gli ebrei prima avevano lo status di apolidi, poi hanno ottenuto la cittadinanza, è stata riconosciuta l'eguaglianza nell'ambito degli stati laici post-rivoluzionari. Con l'Ottocento, tuttavia, loro hanno sviluppato all'interno delle comunità un pensiero che è stato prodromico a quello che poi ha sviluppato il movimento sionista. Tra fine Settecento e inizio Ottocento in ebraico si chiama Haskalah, il movimento da noi volgarmente tradotto come illuminismo ebraico, che era una presa di coscienza della loro specifica diversità e che trovava la condizione sempre di ospiti in ogni zona. Ecco perché in ogni Stato o monarchia europea. Ecco perché progressivamente nell'Ottocento nelle comunità ebraiche diffuse nell'Occidente, sia in Europa che negli Stati Uniti d'America, che nel frattempo stavano crescendo di importanza, nel mondo ebraico si è sviluppato il desiderio di avere un focolaio domestico e le ipotesi furono diverse. Parlarono del Madagascar, dello stato dell'Alberta che attualmente fa parte del Canada, di una zona della Patagonia, ci fu perfino un pensiero sull'Uganda. A metà del secolo si formò a New York l'Abnai Brit, che è una sorta, lo dico sempre per analogia, è un po' volgare dirlo così, una sorta di loggia massonica ebraica che comunque aveva come scopo suo quello per l'appunto di tutelare gli ebrei della diaspora. A fine secolo in Europa un intellettuale viennese ebreo, non Freud, ma Theodor Herzl scrisse il Die Judenstaat, lo Stato ebraico, che aveva una doppia valenza: la condizione degli ebrei nel mondo della diaspora e al tempo stesso l'idea di dar vita a uno Stato che fosse la casa degli ebrei. E cominciò Theodor Herzl fondando poi, scrisse nel 895, nell'897 presiedette il primo convegno internazionale del movimento sionista,
di cui ebbe la presidenza temporaneamente, arrivò perfino in udienza da Papa Pio X, che divenne Papa nel 1903, il 2 agosto, per chiedergli l'appoggio diplomatico della Chiesa per costituire uno staterello in Terra Santa, e San Pio X rispose: non ci è possibile, perché in quel momento era letteralmente inconcepibile una cosa di questo tipo. Theodor Herzl mancò l'anno successivo, e la presidenza del movimento sionista, nei fatti se non nella carica, passò nelle mani di il principale esponente della famiglia Rothschild, i banchieri londinesi, che attraverso la contiguità tra B'nai B'rith e la Gran Loggia d'Inghilterra, della massoneria, che in Inghilterra è una cosa vissuta in una maniera meno, diciamo così, noi la percepiamo come ostile alla Chiesa Cattolica, ed è ostile alla Chiesa Cattolica nei suoi fondamenti. In Inghilterra, che è uno Stato anglicano, che la Chiesa Cattolica ha lungamente perseguitato, la massoneria è percepita semplicemente come una parte del tessuto sociale e culturale. Lord Balfour, allora il leader della politica britannica, il primo ministro, in accordo con Rothschild sviluppò rapporti che si accelerarono dopo che nel Golfo Persico fu scoperto il petrolio. Questa è una cosa che molti dimenticano. Nel 1908 fu scoperto il petrolio e accelerò il desiderio di un focolare in Terra Santa, tanto che nel 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, la dichiarazione Balfour, già in anticipo su quello che poi sarebbe stato l'implosione, il crollo dell'impero ottomano, diede la possibilità a ebrei della diaspora di acquistare terreni in quello che poi sarebbe diventato solo nel 1920 il mandato britannico di Palestina. Per cui vedete che c'è una serie di effetti in conseguenza che hanno poi dietro anche gli Stati Uniti d'America. Monroe detterà, Wilson, con i 22 punti, subito dopo la guerra di Monroe, il lapsus del secolo prima, come adesso con Trump che tira fuori, no? Wilson dettò l'agenda per come gestire il dopoguerra e anche la spartizione dell'impero ottomano. Quell'impero ottomano che aveva preso Costantinopoli nel 1453, che era arrivato alle porte di Vienna nel 1683 e che implodeva definitivamente con la prima guerra mondiale, viene spartito dopo l'importante azione di Lawrence d'Arabia, il quale, massone, è un vero e proprio agente segreto attivo in Medio Oriente durante la Prima Guerra Mondiale per prendere accordi con la famiglia degli Ibn Saud, con cui farà poi l'Arabia Saudita, che prima non si chiamava così. Sarebbe come facessero il canato di Comencini qui a Verona, no, per rendersi conto, Manca poco. e per capirsi di come sono andate le cose. E venne spartito il Medio Oriente, ed è per questo che vedete quei confini così dritti, figli di trattati che non hanno il confine geografico ma sono puramente delle linee tracciate su una scrivania, e viene definito soprattutto che nella zona della Palestina, dell'antica Giudea e Galilea, e quella che giustamente noi chiamiamo la Terra Santa, ci potesse essere l'acquisto e la colonizzazione da parte di ebrei ancora in forma privata. I famosi kibbutz, che vennero a formarsi quelle comunità di tipo socialista, autonome, autogestite, cominciarono pian pianino a federarsi, un po' sul modello delle comunità ebraiche qui in Italia, ma senza il fatto di essere nella zona di uno Stato vero e proprio, perché il mandato britannico era di fatto una situazione provvisoria in attesa di sviluppi. La tragedia della Shoah, i fatti della Seconda Guerra Mondiale e soprattutto, questo va ricordato, la spinta religiosa di tipo esoterico che connota la politica delle elite degli Stati Uniti d'America da sempre. George Washington era il primo presidente ed era massone del 33esimo grado del rito scozzese antico accettato.
17 presidenti degli Stati Uniti a oggi contiamo come massoni dichiarati, non sappiamo quelli non dichiarati. L'elemento massoneria va capito non tanto perché sia una società che trama nell'ombra, ma perché forma l'anima dei suoi adepti e questi poi agiscono di conseguenza nel mondo. Per loro la ricostruzione del terzo tempio di Salomone è un principio intimo che diventa quasi ontologico. La visione di Israele ancora come popolo eletto, che è assolutamente contraria a una lettura cristiana della Bibbia e del Nuovo Testamento, è invece in una parte del contesto protestante americano una cosa vissuta molto intimamente. Quando nell'epoca che dicevamo prima con San Pio X, nei primi anni del secolo scorso, la Chiesa fece una importante riflessione sul secolo americano che arrivava, definì nelle 3 caratteristiche dell'americanismo il grande pericolo per la civiltà cattolica. Quali sono le 3 caratteristiche? Il protestantesimo, la massoneria e il sionismo. Il sionismo che porta poi a dare vita allo Stato di Israele, e qui io vado in chiusura per restituire la parola. Noi dobbiamo fare questo sforzo mentale. Ormai siamo nati tutti, tranne quelli che hanno già compiuto gli 80 anni, quando c'era già lo Stato di Israele. Lo Stato di Israele viene costituito nel 1948. Prima non c'era. Noi siamo abituati a sentirci dire gli ebrei c'erano lì da prima, gli altri sono... Attenzione, gli ebrei non c'erano più dai tempi dell'imperatore Adriano, che aveva distrutto Gerusalemme e l'aveva rinominata Elia Capitolina. Siamo nel secondo secolo, 132 d.C. Non c'erano più stati e nel frattempo tante cose erano accadute, diverse dominazioni, la bizantina, quella maomettana, e poi di nuovo le guerre di crociata, e poi di nuovo quella maomettana, e poi l'impero ottomano, che è di altra origine ma comunque sempre islamica, e solo nel XX secolo un popolo sparso che ormai non aveva nemmeno più una lingua comune e che aveva sviluppato una religione del tutto nuova rispetto a quella biblica, sente la vocazione a riunirsi insieme, ma è come costruire all'interno dell'Italia, magari nell'Appennino, una repubblica etrusca, richiamando quelli che si richiamano gli etruschi sparsi per il mondo e che vanno lì a fare la repubblica etrusca. Magari questi hanno conservato una religione, ma avanzare la pretesa che quella sia una terra su cui si aveva un diritto ininterrotto da 3000 anni è una posizione di parte, come è di parte quella di chi rivendica per sempre il dominio su un territorio per il fatto che è stato sottoposto alla Sharia, perché questa è la parte avversa. E a quel punto Vito prima giustamente ha detto sì, ma attenzione che ci sono anche 2000 anni di presenza costante dei cristiani e ce ne stiamo tutti dimenticando nel dibattito pubblico. Allora, la questione della Terra Santa è complicata, è difficile, ognuno ha la sua posizione. Io brevemente chiudo, dico anche la mia. Io continuo a dire che Gerusalemme dovrebbe venire neutralizzata, o meglio, io preferirei ripristinare il regno latino di Terra Santa, per carità, questo sarebbe il mio sogno, ma poi pragmaticamente dico Gerusalemme neutralizzata per la sua caratteristica di città santa per le 3 religioni monoteiste, ammettendo questo linguaggio che non è cristiano ma è laicista, e neutralizzata con uno status particolare diverso, governata addirittura in maniera internazionale, come una sorta di città aperta, sotto l'egida, non so se dell'ONU o di un ente nuovo appositamente fatto, ma non capitale di uno Stato, né arabo, né musulmano, né ebraico, né cristiano. Gerusalemme neutralizzata e aperta. E per il resto cercare di rispettare con appositi accorgimenti anche di tipo territoriale ma creativo, perché lì la confusione è tale per cui tracciare delle linee che escludono corre sempre il rischio di generare immediatamente nuovi conflitti, delle zone comunque dove siano garantiti i diritti di tutte le comunità
che lì intendono risiedere. L'errore, io continuo a dire che è un errore, lo dico da sempre, da quando ho memoria che ho studiato quelle cose, l'errore è stato imporre la costruzione di uno Stato nuovo all'interno di un territorio che aveva già una sua lunga storia, imporlo dall'esterno di forza con una decisione figlia della seconda guerra mondiale e che è evidentemente utile alla potenza anglo-americana, oggi diciamo anglo-americana e israeliana, per tenere sotto controllo il Medio Oriente sia da un punto di vista strategico che da un punto di vista petrolifero, perché dopo il 1908, nel 1933 giacimenti enormi di petrolio furono trovati prima in Arabia, poi in Kuwait e poi progressivamente in tutto il resto del Medio Oriente, e al di là della veste di tipo religioso, spirituale, identitario che si usa dare sempre per avere carne da macello di giovani da mandare a morire, dietro a tutta questa vicenda c'è inevitabilmente da considerare anche il peso che il petrolio ha nell'economia mondiale. Per cui io finisco qui, ho parlato tanto, però credo che questa parte di contestualizzazione storica servisse per continuare poi il dibattito con l'autore del libro, che risponderà poi anche alle vostre domande. Grazie Davide Lovat, anche riflessioni importantissime e un'analisi che condivido pienamente. E faccio un attimo una domanda io, poi se naturalmente c'è qualcun altro tra il pubblico. Hai parlato giustamente, si è parlato, perché ha toccato questo aspetto anche Lovat, il legame con gli Stati Uniti d'America e col sionismo ovviamente, e come ci sia questa strategia di tenere sempre le mani, diciamo, sul potere statunitense per riuscire a avere l'appoggio naturalmente anche militare, perché poi se non ci sono gli Stati Uniti d'America, l'abbiamo visto in tanti frangenti, da solo Israele, per quanto sia una potenza, non riesce a affrontare le sfide attorno. In questo momento come possiamo dire che è questo punto? Perché vediamo vari aspetti, vediamo ad esempio il genero di Trump, senza andare tanto per Kushner, che insomma già dal cognome capiamo che non è proprio cimbro, diciamo, di origini o altoatesine, insomma, no? È chiaramente di origini ebraiche, insomma sta comunque negli ultimi mesi molto muovendo per la diplomazia, per cercare di intervenire sui vari frangenti, però è interessante anche capire un po' la dinamica da questo punto di vista. Vediamo un Rubio che è il ministro degli esteri cattolico di origini cubane, quindi latino, diciamo americano, che però sembra in qualche modo abbastanza vicino a quel sionismo di cui si parla. Trump stesso è un protestante che probabilmente in qualche modo è legato a questo sionismo, seppur magari l'attuale moglie insomma non è, diciamo, proprio su questa linea. E poi ha un vice invece, Vance, che mi sembra che su posizioni cattoliche, che quando è andato a trovare Netanyahu non è che fosse molto amichevole o ci fossero dei grandi abbracci, insomma, ecco. E com'è un po' la dinamica, volevo capire, anche se capisco che ci vorrebbe altre 5 ore a parlare solo di questo, però è interessante, e se puoi accennarci insomma alla dinamica attuale. Ma io credo che sia interessante guardare per esempio, per capire quello che succede negli Stati Uniti, a cosa è successo a Charlie Kirk, per esempio. Allora, Charlie Kirk è stato assassinato non molto tempo fa, era un giovane, influencer è un termine che odio e che non userei mai, diciamo un attivista politico, diciamo il più illustre, il più capace, il più noto attivista politico di tutti gli Stati Uniti, ma di gran lunga, proprio ordini di grandezza superiori rispetto a tutti gli altri. Lui è il rappresentante dell'ala giovanile del movimento Make America Great Again, Turning Point USA, si chiama perché ancora il movimento è in vita, che è sopravvissuto. Benissimo. Charlie Kirk è una figura dell'americano medio, lui si è sempre atteggiato così, si è sempre presentato. Padre devoto alla moglie, ai figli, a Dio.
era andato come un po' tutti gli Stati Uniti, come tutti i rappresentanti o comunque coloro che hanno ambizioni politiche, aveva fatto il suo viaggetto interessante, pagato dalla Israel Lobby, e noi vediamo che questo è un fenomeno un po' strano, che tutti questi congressisti statunitensi, il 99% dei quali cristiano, va con la kippah al muro del pianto, il muro occidentale. È una cosa un po' strana. Una congressista del movimento MAGA, che adesso si è dimessa, Marjorie Taylor Greene, che è stata una delle pochissime a aver sempre rifiutato questo tipo di lusinghe, perché lei è sempre, ha detto, riproverò a Trump, ha detto: io ho chiesto ai miei elettori di votare per te perché tu hai promesso di tenere gli Stati Uniti fuori da conflitti che non ci riguardano, e gli affari di Israele non sono gli affari degli Stati Uniti. Benissimo, lei ha detto che questo era un gesto di sottomissione, a cui poi corrispondevano prebende, appoggi politici, finanziamenti. Charlie Kirk inizialmente ci era prestato tutto questo, aveva fatto tutta la trafila, poi però negli ultimi tempi aveva assunto posizioni diverse, molto più critiche nei confronti non tanto di Israele quanto dell'allineamento degli Stati Uniti agli interessi israeliani. Cioè il fatto che gli Stati Uniti stessero mettendo a disposizione le loro risorse in rapida diminuzione, perché lui diceva: siamo un paese comunque in declino e non possiamo permetterci, per un fattore economico ma soprattutto per un fattore morale e di opportunità politica, di spalleggiare Israele. E lui, pochi giorni prima di morire, aveva dichiarato in un'intervista a Megyn Kelly, altra giornalista nota nel mondo MAGA, Make America Great Again, insomma, assieme a Tucker Carlson, gli aveva detto che di essere stato bersagliato da attacchi da tutte le parti, concentrici, soprattutto da quei monti delle Israel Lobby, e di aver ricevuto pressioni, anche qualche forma di intimidazione. Charlie Kirk muore, viene assassinato in circostanze che ancora mi paiono poco chiare. 2 minuti dopo che Charlie Kirk viene assassinato, Netanyahu non trova di meglio da fare che pubblicare un video sul suo profilo X in cui dice: noi non siamo stati. Cosa interessante, perché nessuno a livello di governo, nessun rappresentante istituzionale di alcun paese al mondo aveva accusato Netanyahu di alcunché. Era una voce però che circolava nel movimento Make America Great Again, e questo Netanyahu lo sapeva. Qual è il problema? Il problema è che c'è un apparato, ormai Israele, per quel tipo di svolta interna di cui ha parlato anche Robert poco fa, si è legata anima e corpo al partito repubblicano statunitense, e quindi interessa far sì che il partito repubblicano statunitense rimanga nei binari che conosciamo. Per esempio, noi abbiamo visto sotto l'amministrazione di Bush figlio, che era un'amministrazione sostanzialmente in cui avevano preso il controllo, di cui avevano preso il controllo i neoconservatori. Se guardiamo chi erano i neoconservatori, 5 o 6 di loro avevano doppia cittadinanza, israeliana e statunitense. Avevano esercitato dei documenti, uno si chiama Clean Break, negli anni 1996, un documento che, se voi lo leggete, capite cosa sta facendo Israele oggi. È stato scritto da politici statunitensi e israeliani, e all'epoca, nel 2002, Haaretz, che è un giornale israeliano, scrisse: molti membri dell'amministrazione Bush stanno camminando sul crinale sottilissimo che divide la tutela degli interessi americani da quelli israeliani. Quindi è come stavano alludendo al fatto che gli Stati Uniti stavano portando avanti una politica che anteponeva la tutela degli interessi israeliani propri in Medio Oriente. E quindi dal punto di vista di Netanyahu è necessario far sì che il partito repubblicano rimanga su questa linea. Invece, sulla scia di Charlie Kirk, che ha una grossissima influenza sulle nuove leve, sulla componente giovanile del movimento Make America Great Again, che diventerà per forza di cose il partito conservatore, diciamo, di riferimento degli Stati Uniti, se non verrà acquisito, se non si affermerà all'interno del partito repubblicano, secondo me potrebbe anche diventare qualcosa di diverso. Però questo movimento preme per, diciamo, l'assunzione di decisioni diverse, che privilegiano gli interessi degli Stati Uniti, che non sono allineati con quelli israeliani. Il problema è ci troviamo in una fase in cui il declino degli Stati Uniti è evidente, è conclamato, ma non così
diciamo, non è un tracollo, per cui la loro capacità di condizionamento, di influenza è ancora notevole, così come lo è quello delle Israeloti. Il fatto che Trump piazzi suo genero nella squadra di negoziatori dell'Ucraina a Gaza è un fatto che può o far sorridere o far inorridire. Secondo me si risponde a un'esigenza specifica che Trump ha, piazzare figure di cui si può fidare, perché io credo che 9 su 10 di questa amministrazione siano degli, non dico degli scappati di casa, ma voi non so se avete visto Pete Hegseth, segretario della difesa, personaggio allucinante, trapelano malumori da parte dei vertici delle forze armate per dire ma questo fino a ieri faceva, non so, faceva bodybuilding praticamente, adesso... Però è una persona di cui Trump si può fidare. E Trump che intenzioni ha? Questo è un po' difficile capirlo. È un po' difficile capirlo perché è un personaggio, ricordiamo cosa disse Putin tempo fa quando gli chiesero, era il 2024, ma lei preferisce che vinca le elezioni Trump o Biden, perché allora era Biden ancora il candidato in pectore del Partito Democratico, ancora non era arrivata Kamala Harris. Lui dice Biden, perché da Biden so perfettamente quello che mi posso aspettare. Da Trump è un po' più difficile. E in effetti, se guardiamo per esempio cosa è accaduto nella guerra dei 12 giorni, noi vediamo che Israele ha sferrato un attacco il venerdì sera, sempre quando le borse sono chiuse, è sabato, e soprattutto l'ha sferrato 1 o 2 giorni prima che dall'Oman, l'Oman ha fatto sempre la mediazione tra Stati Uniti e Iran, aveva annunciato che la domenica sarebbe stato un nuovo incontro tra negoziatori statunitensi e israeliani, statunitensi e iraniani. Quindi è un tradimento gigantesco. Tu stai dicendo alla controparte ci vediamo fra 3 giorni, appena chiuso la telefonata, tu mi attacchi, perché quell'attacco israeliano non si sarebbe potuto realizzare senza il supporto statunitense. Come ho detto, gli F-35 senza che gli Stati Uniti vogliano non volano, di fatto. E soprattutto si innesca poi l'idea, qual era? L'idea era quella di portare un attacco militare che si saldasse con una rivolta interna e che favorisse insomma l'emergere di quelle figure d'opposizione, di quei gruppi che all'interno dell'Iran erano stati predisposti, e questo combinato disposto portasse alla fine a un crollo, all'implosione della Repubblica Islamica, dell'assetto istituzionale iraniano. Non si è verificato tutto questo, anzi, come secondo me era prevedibile, la popolazione si è stretta attorno alla propria leadership politica, si è innescato l'incapacità di arrivare a una decapitazione rapida, ha innescato il meccanismo della guerra di regolamento. La guerra di regolamento prevale chi ha il fiato più lungo. L'Iran ha il fiato molto più lungo di Israele, e si vedeva, Israele stava cominciando veramente a crollare, e infatti è emerso, questo l'hanno dichiarato i giornalisti israeliani, che Netanyahu ha chiesto aiuto addirittura a Putin e poi soprattutto a Trump con quell'intervento, ricordiamolo, quell'operazione Midnight Hammer, quel bombardamento sul Fordo. Dice benissimo, abbiamo raggiunto l'obiettivo, l'Iran non ha più armi atomiche, sappiamo tutti che non è vero, non ne ha mai avuto le armi atomiche, ma il programma nucleare è ancora in piedi, ovviamente. Però Trump ha potuto dire questo e ha salvato la situazione, ha salvato la faccia di Israele e ha evitato che gli Stati Uniti si venissero trascinati in un conflitto potenzialmente devastante. Però adesso la situazione si ripropone. Noi abbiamo visto ancora una volta un'operazione di destabilizzazione dell'Iran. Abbiamo visto Mike Pompeo, che è un congressista, ex direttore della CIA, ex segretario di Stato della prima amministrazione Trump, che ha dichiarato con grande disinvoltura che l'appoggio degli Stati Uniti va ai coraggiosi contestatori iraniani e agli agenti del Mossad che sono tra di loro. Detto proprio papale, ma l'hanno detto anche gli stessi israeliani. Questa operazione viene portata avanti, ma l'Iran esibisce delle carte che gli Stati Uniti e Israele non pensavano che Teheran potesse avere. Cosa succede? Succede che i turchi dicono agli iraniani: guardate che dal Kurdistan iracheno dei movimenti si stanno cercando di infiltrare nel vostro paese. Benissimo, l'esercito si preposiziona ed elimina questi curdi. Poi improvvisamente riescono a scuolare Starlink, che è quel sistema di connessione satellitare che Elon Musk, che aveva fatto parte dell'amministrazione Trump, forniva gratuitamente ai rivoltosi iraniani. Come ha fatto?
e ha fatto a quanto pare avvalendosi dell'hardware russo e del software cinese. Quindi questo ci dice che dietro l'Iran si sono mosse due grandi potenze e noi abbiamo visto che dopo che, tra l'altro è interessante che dopo che Starlink è stato oscurato, queste manifestazioni, contestazioni, violenze si sgonfiano immediatamente. Nonostante Trump il giorno prima avesse dichiarato, avesse urbi et orbi, rivoltosi iraniani, prendete il controllo delle istituzioni, rovesciate il governo perché l'aiuto statunitense sta arrivando. Centinaia di morti, non si sa quanto ancora, ma una marea. E però adesso vediamo che un gruppo navale, con la portaerei Lincoln, si sta dirigendo verso il Golfo Persico. Ci sarà un attacco, non ci sarà un attacco? Beh, per esempio, qualche giorno fa, una decina di giorni fa, quando sembrava che fosse imminente l'attacco, è venuto fuori che Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Turchia hanno dichiarato che gli Stati Uniti non avrebbero concesso l'usufrutto delle loro basi e non avrebbero aperto il loro spazio aereo. Perché? Perché un attacco contro l'Iran avrebbe provocato un disastro. Cioè l'Iran ha fatto sapere: se ci toccate riversiamo tutto quello che abbiamo su Israele e sugli interessi statunitensi nella zona. Quindi basi in Bahrain, basi in Qatar, basi in Arabia Saudita. E a quanto pare questo, combinandosi con la relativa lontananza che ancora avevano il dispositivo i portaerei statunitensi, ha fatto sì che questo attacco non avvenisse. Almeno questo è quello che è emerso. Adesso siamo di nuovo di fronte a quella situazione? Non lo so. Io tendo a dubitare che Trump sia così folle come vuol far credere, perché in realtà se si guarda sotto sotto molte delle cose che fa hanno un senso più preciso, secondo me. Però noi abbiamo anche assistito a delle continue oscillazioni da parte di questa amministrazione, che sembra un po' tirata per la giacca da una parte e dall'altra. Per esempio, avrete notato che dopo che è stato rapito il presidente Maduro, Lindsey Graham era onnipresente. Senatore Lindsey Graham, senatore del South Carolina, o del North Carolina, che è un neoconservatore 24 carati. Era un tentativo chiaramente di dimostrare che in quel momento la corrente neoconservatrice aveva preso, non dico sopravvento, ma comunque aveva acquisito un peso maggioritario. Avrete notato che J.D. Vance da un po' di tempo non si vede. J.D. Vance, che è probabilmente la persona di maggiore raziocinio lì dentro, ed è sicuramente un futuro presidente degli Stati Uniti, secondo me, perché è anche una figura intellettualmente di rilievo, ha una storia personale interessante, ha scritto un libro molto bello, io lessi nel 2018, tradotto in maniera secondo me molto impropria, elegia americana. Negli Stati Uniti si chiamava il Billy Elegi. Chi sono gli Billy? Erano gli antenati, i genitori, i nonni di Vance, cioè chi? Quei poveri immigrati che arrivavano dalla Scozia, dall'Irlanda, che sono trapiantati negli Appalachi ed erano prima coltivatori, poi si erano spostati nella zona dei Grandi Laghi, dove sorgevano le grandi industrie della Ford, della Chrysler, della General Motors, e che poi sono rimasti senza lavoro quando il paese ha imboccato la via della deindustrializzazione. E guarda caso Vance è stato allevato dalla nonna perché i genitori erano uno alcolizzato e l'altro drogato. Lui si è riuscito a laureare, è andato volontario in Iraq, è tornato, quindi ha tutte le credenziali per presentarsi come un patriota, si è convertito al cattolicesimo. Non è una religione che aveva sposato dalla nascita. Quindi questo segna anche una adesione a un certo tipo di principi. E guardate che negli Stati Uniti la Chiesa Cattolica sta perdendo piede. Questo è un dato di fatto. Quindi cosa significa tutto questo? Significa che è difficile capire Trump da che parte si sta spostando. Di certo Israele sta diventando una palla al piede per gli Stati Uniti. Perché? Perché li mantiene costantemente impegnati in un'area a cui loro attribuiscono un'importanza relativa. Chi ha letto il testo della National Security Strategy, che è stato pubblicato a novembre, all'inizio di dicembre, si accorge chiaramente che gli Stati Uniti dicono una cosa limpidissima: noi non ce la facciamo più, non abbiamo più le possibilità di mantenere questo dispositivo militare spionistico in giro per il mondo, dobbiamo dare delle priorità. E quali sono le priorità? L'emisfero occidentale. Dottrina Monroe è stato puro, quell'espressione emisfero occidentale segna proprio questo, cioè l'America dalla Groenlandia, perché la Groenlandia, guarda caso,
è stata spostata quando Trump si è insediato. Prima faceva parte del comando europeo del Pentagono, adesso fa parte del comando America, del Nord America, il Nordcom. Quindi è proprio, entra nell'emisfero occidentale per gli Stati Uniti. Quindi dalla Groenlandia a Capo Horn, questo deve essere il bunker degli Stati Uniti. Questa è la logica che sta seguendo. E tutto questo come si concilia con il mantenimento di forze in un teatro di importanza relativa, perché prima giustamente Robert parlava di petrolio, di gas. Gli Stati Uniti sono grandi produttori di petrolio e gas dal 2010 con il fracking. Quindi qual è la necessità? La necessità è quella di usare petrolio, di appropriarsi del petrolio altrui. Io credo che sia più che altro di mantenere la denominazione del dollaro delle materie prime, cioè far sì che il dollaro rimanga la valuta di riferimento nel commercio degli idrocarburi e far sì allo stesso tempo che di acquisire una posizione negoziale più forte nei confronti della Cina, che ha nell'Iran uno dei principali clienti. Si approvvigiona di petrolio dal Medio Oriente, la Cina soprattutto. Quindi se prima colpisci il Venezuela, da cui la Cina importava quote di petrolio relativamente basse, 3-4%, poi colpisci l'Iran, si creano dei problemi. Io credo che molto di quello che accadrà fino ad aprile, quando ci sarà l'incontro tra Trump e Xi Jinping, risponderà alla logica di acquisire la posizione negoziale più forte possibile da parte degli Stati Uniti per arrivare a quell'incontro che, non solo voi, ma secondo me vede gli Stati Uniti in una posizione di debolezza nettissima. Direi che ha risposto a molte domande, non solo a una, anzi aggiungo solo che tra l'altro J.D. Vance, quando è stato in Israele, se non sbaglio, non ha messo la kippah, No. ecco, quindi, o addirittura non è neanche andato al muro del pianto, ma è andato al Sacro Sepolcro, quindi insomma questioni simboliche e coraggiose e molto importanti, visto anche quello che hai detto su Charlie Kirk. E direi che possiamo concludere. Ringrazio Giacomo, ricordo per chi volesse, anzi ovviamente è un invito a comprare il libro Scricchiolio, ci sono anche altri 2 libri, uno sul dollaro e un altro libro di sempre Gabellini in vendita, e altri libri sul tema della nostra libreria. Chi volesse o avesse piacere o volesse fare la tessera della nostra associazione Popolo Veneto, ci sono anche delle magliette con il logo dell'associazione, naturalmente tutte cose che servono per portare avanti queste iniziative e le nostre attività. Ringrazio ancora il consigliere Davide Lovat, che fa piacere rivederlo, averlo qua in questa chiave anche istituzionale. Ancora un applauso per Davide, tutti voi presenti. E ringrazio anche Riccardo Pasqualin, che ha fatto un video per cui chi non avesse visto, non era presente, è arrivato tardi e vuole rivedere l'altro spezzone, lo potrà vedere su i canali social e quant'altro. Grazie a tutti. E c'è una piccola dichiarata nella sala di là, quindi se volete un attimo fermare a bere qualcosa. Grazie.